And I stepped outside. I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I could increase them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted a starter coat, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clown for those pro wings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. Take me far away. Give me a star to reach for. Tell me what it takes, and I'll go so high. I'll go so high, my feet won't touch the ground. Just itch my wings and pull the strings. I bought these strings that all fall. We want what we can't have. The commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop it. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it. I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think Phil Knight tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. I wanna fly, can you take me far away? Give me a star to reach for, tell me what it takes, and I'll go so high, my feet won't touch the ground. Just itch my wings and pull the strings. I bought these strings that all fall down. It started out with what I wear to school that first day. Like, these are what make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am. What I wore, this is the source of my youth. This dream that they sold to you. $400 and some change. Consumption is in the veins. And now I see it's just another pair of shoes.
Yep. See, target. Bitch. Motherfucker. 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 Shit. Let's go. Let's go. They're playing basketball. We love that basketball. 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 They're playing Now rapping basketball, number one, Curtis Blow. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So is Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll. I like the give and go. Cause it's basketball. Mr. Curtis Blow. I used to go to dinner, then take the girl to see Tiny play against Earl the Pearl and Will, Big O, and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird
Pistol Pete. Now these players could never be beat. Isaiah and Iceman too, just give him the ball, and then you talk up too. Dantley and Wilkins are on the scene, and Ralph Simpson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dow Dawkins got a monster dump. To the hoop, y'all. Yes. Ha-ho! Here I go. Face. Watch me. D-up. You can't check me, man. Get on down. Oh, yeah, I like this basketball. D-up. Now here I go in your face. Swish. Oh, yeah. To the hoop, y'all. It's basketball. Tell me, were you in the joint? The night Wilt scored 100 points. Or when the Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slack. Or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. Or when Willis Reed stood so tall playing D with desire. It's basketball. To the hoop, y'all. Yeah, girl. Oh, yeah. To the hoop, y'all. Shoot the bill. Baseline, slam dunk. Oh, yeah. I get the ball and then I go and play like the superstar in the NBA. The forwards, the centers, and all the guards, the ones you see on the bubblegum cards. Me and homeboy would go one-on-one, cause playing the game is a lot of fun. Sit by the TV and watch them all, cause Curtis Blow is rapping basketball. Man, did you see that boy Pearl the other night take that thing up in Ewan's face? He's bad, but I like Michael Jordan, man. Oh, y'all remember the old days, though? The old days of the ruckus with Dr. J used to take the whole team, Oh, boy. man, he's still doing it. He used to burn him. I saw him burn Cassie Russell one night, man. It was embarrassing. Hey, y'all see Bernard King, man? Oh, Bernard King is my man. I like the Knicks. The Knicks play ball. They Oh, they can play that. Don't win it this year. Bill Russell was the man. But Will used to take him, man. Will. Man, when Russell had the championship rings, Will took at them points. That's all he ever had. Jerry West. I don't know Jerry about West. That was bad. The ball, y'all. The pill. D-up. Oh, yeah, to the hoop. I dream of money, wake up and chase cash. For 345 I made 24 sales. And I'm talking thousands, we can add that to the stash. Goddamn, forgot to meet with the bosses for breakfast. I'ma keep pouring it on. I'ma keep pouring it on. Yeah, your health is not my concern. I'ma keep pouring it on. Okay, I must say I feel sorry to say this. Been all around the world and still it's the same.
same shit. What if I told you, somebody told me, Jones, you could be the best rapper that ever lived? And I responded by saying that I'm already is. Have been for years, where the fuck have you been hiding? Let me guess, the same places been lying. Either there to stay in, cross over and fade away. Menage a 12 tracks, the clap and snare, humps the 808. I treat this rap shit as if crack's involved. With the same passion when I play basketball. But with this, the championship is platinum. And my down fans acknowledged by sound stand. Think I can't go no more, I'm feeling real down, damn. Yes, you can. I'm dreaming money, wake up and chase cash. By 3:45 I made 24 cents. And I'm talking thousands, we can add that to the stash. Can't forgot to meet with the bosses for breakfast. I'ma keep pouring it on. I'ma keep pouring it on. Your health is not my concern. I'ma keep pouring it on. I made it this far with no referral, so I can make money all around the world. I can make money all around the world. I can make money. Una buonasera amici di Twitch e benvenuti ad Alghero, al Palamanchia. È tempo di gara 2. È già da un'ora che il palazzetto si sta riempiendo pian piano, tutto gremito ovviamente. Alla nostra sinistra con il pubblico senorese che si fa già sentire. Sembra di stare in casa, ovviamente, come ogni partita. 1 minuto e 15 prima della palla 2, ricordiamo, gara 1 conquistata dai Tauri col punteggio di 91 a 74. Praticamente simile al punteggio registrato nella prima sfida fra queste squadre. All'andata terminò 91 a 73. Ringraziamo nel mentre Mirko Kau, nostro fedelissimo, che si è abbonato per un altro mese. Squadre che ormai sono pronte, grande frastuono, grande decibel, non sento la mia voce. Come al solito è bellissimo raccontare queste partite. Signor Kerky ha già la palla in mano, pronto ad alzare la palla a 2. Le scelte dei due coach, da una parte Fabrizio Longano, come detto in più riprese, allenatore di grande esperienza, e va a salutarsi con coach Piras, che manda in campo lo stesso identico quintetto di gara 1 ovviamente. Squadra che vince non si cambia. Ciri Ubalek con la maglia numero 40 in compagnia di Alessandro Pisano, maglia numero 21, Andrea Cordedda, maglia numero 3, canotta numero 12 per il capitano Enrico Merella, che ha la fascia al braccio, anche in memoria di quello che è stato l'ultimo match in questo palazzetto. Il ricordo di Paolo Merella, e il nostro capitano è sempre più concentrato verso l'obiettivo finale. A chiudere il quintetto c'è Alessandro Verlik, dall'altra parte Antonio Kerky che salta contro Jiri Ubalek, e il lungo nativo di Praga vince la prima palla a 2. Classico tiro da 3 per iniziare la partita. Andrea Cordedda e subito palla rubata da Pisano. Merella palleggia, arresto e tiro. Bersaglio, sogno o son destro. 5-0, che partenza dei Tauri. Neanche il tempo di riassumere il quintetto della Coral, che è in campo con Musso, Manunza, Fumanti, Saud e Kerky. Saud si arresta, palleggia, arresto e tiro, bersaglio. 100% dal campo in questo avvio per le due squadre. Clima delle grandissime occasioni. Pisano, Verlik, nuovamente Pisano. Si torna dal nativo di Castelnuovo, che aspetta il movimento di Jiri Ubalek. Si prende il tiro da oltre 7 metri. Alessandro Verlik, primo ferro, combatte Alessandro Pisano, che è un assoluto specialista nei rimbalzi offensivi. Verlik che non riesce a trovare i 2 punti, ma con grande caparbietà il numero 14 Kerky, già dall'altra fallo, il primo della partita di Enrico Merella. Basketball is my favorite sport.
Minuto e 03 se n'è andato, ma abbiamo vissuto già un'intensità paurosa. Amici a casa, 5-2, tripla di Cordedda in apertura, palla rubata, pareggio del tiro di Merella, che come detto gioca con il lutto al braccio in memoria ovviamente di suo padre, ricordo fresco dell'ultima partita qui al Palamanchia, e non può che essere un anno emotivamente così speciale per il nostro capitano. Sbagliato il libero da Antonio Cherchi che fa 0-2, Verli che è già dall'altra parte, Merella contro Manunza, si rinnova il duello, si svita il capitano, gran canestro, e il numero 12 delle grandi occasioni in questo avvio. Manunza nell'angolo, Cherchi tripla, piedi a posto, realizzata in questa serie. Non sta sbagliando questo tiro il numero 20. Cordedda vuole andare fino in fondo, Andrea Cordedda, quinto punto della sua partita, ma non stanno sbagliando niente i giocatori in campo. Saud, palla in mano, attenzione che l'argentino può inventare da un momento all'altro, vuole collaborare con il suo connazionale, possesso viziato dall'intervento di piede, riciclo dei 24. Nove a 5, 2 minuti se ne sono andati. Che partenza al Palamanchia. Ubalek, spalla a canestro, raddoppiato da Saud. Fuori per Pisano, tripla, secondo ferro. Si macchiano le percentuali dopo un avvio praticamente perfetto delle due squadre. Musso per Saud, dentro per nessuno. Possesso che torna alla Inoview Seniori. Non abbiamo capito se a casa si sia sentita la musica tutto questo tempo, immagino di sì. Quindi la mia voce era oscurata dalla musica. Chiediamo venia. Cerco di riassumervi questi primi 2 minuti abbondanti. Un avvio bellissimo, l'avete ovviamente notato dalle immagini, con Capitan Merella sugli scudi. Non poteva che essere così per il numero 12, che ritrova posizione in difesa contro Musso, marcatura speciale. Va a marcare un lungo e Pisano sulle tracce di Saud. Fumanti aspetta il movimento di Cherchi, che poi va nel lato debole, il taglio di Manunza che non trova il pallone, quindi Merella è già dall'altra parte. Scarico per Pisano, piedi a posto, tripla Alessandro Pisano, primo ferro, 2 errori Verlik, 2 errori Pisano, e Manunza serve Saud in semitransizione, tripla Juan Diego Saud, -1 Coral dopo il 5-0 nei primi 15 secondi della Inoview Senior. Torna a contatto la squadra allenata da Fabrizio Longano. Merella, piedi a posto, pick and roll col Cordedda, palleggia rete tiro, primo ferro. Saud ricontrolla il possesso del pallone, il fallo è di Andrea Cordedda. Risponde subito la Coral, che trova il primo vantaggio in questa sfida, 11-9, e siamo a 6 minuti dalla fine del primo quarto. Mentre stavo guardando le statistiche che ancora non sono disponibili per questa gara 2, per quanto riguarda gara 1 Seniori l'ha decisa nel pitturato, grande forza fisica e capacità di concretizzare nei pressi del ferro, mentre Cherchi a colloquio con coach Piras. Salgono i decibel al Palamanchia. 6 minuti e 16, è già un avvio scoppiettante. Musso per Saud, +2 Coral e palla in mano. La musica nei primi 2 minuti era dovuta al nostro regista Papura, che ha dovuto sistemare una camera a bordo campo. Cherchi tripla sbagliata. Ovviamente saluto Nicola Bianchi qui a fianco a me, che si occupa delle immagini, Papura della regia. Merella tripla, primo errore della partita del nostro capitano Saud. Immediatamente per Fumanti
letto molto bene da Verri, che esitazione, evita l'intervento di Musso. Ubalek finta la tripla, sotto per Merella, sale l'intensità della sfida, fallo e 2 liberi in arrivo per il capitano in maglia verde. Gara 1 che ha visto Giri Ubalek, il miglior marcatore con 20 punti e 16 rimbalzi. (23-12, 24-17, 28-26 e 16-19). Questi i parziali di gara 1. Merella porta il suo a quota 10. Cherki dentro l'area, fuori Perfumanti che si prende la tripla. Luca Fumanti più 4 Coral, esultanza e sorriso alla panchina per il numero 9 in maglia nero-blu. Ubalek una rara infrazione di passi del numero 40 e si prende questa responsabilità il signor Cherki, che è un arbitro che sta maturando esperienza anche in Serie B interregionale, ricordiamolo, giovane ma molto esperto, non poteva che esserci lui in questa partita. E quindi Saud palla in mano, 5 minuti alla fine del primo quarto e l'argentino palla in mano con la sua squadra sopra di 4 punti. Senoli che dopo 5 punti nei primi 15 secondi ha trovato con meno costanza al ferro. Il nostro Papura che sta provando a darvi un po' di statistiche. Saud, tripla impossibile del numero 7, palla che prende il primo ferro, ma sappiamo bene quanto il numero 7 sia abile in questo tipo di conclusione. E quindi Merella che è pronta a rimettere in campo, veramente un'atmosfera pazzesca, il Palamanchia è tutto gremito e Saud sfrutta l'incertezza e ne mette altri 2, 16-10, 4-35, Senoli chiamata alla reazione. Ubalek contro Musso, vuole attaccare, Ubalek fino in fondo, sbaglia e poi Giri Ubalek può sbagliare una volta, raramente sbaglia la seconda, meno 4 e difesa allungata. In campo anche Federico Tola, classica staffetta con il numero 14 Alessandro Verlik. Musso attacca, fallo di posizione di Federico Tola che chiede spiegazioni, ci stava il fischio in questo caso. E noi classico saluto alla chat e classico saluto a Lucio Usai, fedelissimo ovviamente, che ci segue anche in questa gara 2, anzi soprattutto in questa gara 2. Scalise è entrato in campo per i suoi, nell'angolo per Cherki, attacca il recupero, alza la parabola, sbaglia il tiro, tap out di Ubalek che però diventa praticamente un pallone per la panchina della Coral, possesso nuovamente per i ragazzi di casa. 16-12, poco meno di 4 minuti e già tantissima intensità. Un'altra tripla, ancora Saud, la sta sentendo questa partita, non vuole assolutamente abbandonare la scena. 19-12 e palla buttata da Senoli, entra in campo Cesaraccio ed entra in campo anche Pugioni, sembra fatto apposta, ma qua ovviamente c'è lo zampino dei due allenatori, classe 2006 col numero 0 e il classe 2005 con la maglia numero 5 appunto, amici da una vita, cresciuti nel vivaio dello sportissimo, allenati da un'eccellenza della pallacanestro sarda come Nunzia Serradimini. Eccoli qua, subito a confronto in cabina di regia con Marco Cesaraccio, palla in mano, si prende subito la tripla, che personalità, che coraggio, dedica proprio a Pugioni, si sorridono i due, che bella questa partita, che bella la sfida fra i due e Pugioni
va in panchina e nella sua testa sicuramente c'è questa sfida personale. Aspettiamoci la risposta del numero 5, 22-12. Sentite il Palamanchia. Nel mentre, amici a casa, ovviamente bisogna far fronte anche a quel che è l'altra semifinale e siamo a gara 2 in quel di Calasetta, Palanversano Gremito e Olimpia Cagliari sul +3 e siamo a metà, anzi credo alla fine del terzo quarto. Olimpia Cagliari con un possesso pieno di vantaggio, come vedete in grafica sulla vostra destra. Per invece citarvi un po' di statistiche e tabellini relativi al primo quarto di gioco, Saud infermabile, 13 punti e poi 3 a testa per Cesaraccio, Fumanti e Cherchi, che firmano così gli altri 9 punti della Coral Seniori, che invece ha Merella e Cordeda, quota 5. Pugioni, palla in mano, Seniori chiamata come detto alla reazione, Merella, fallo subito. Non c'è un posto libero al Palamanchia se non nella curva dietro il canestro della Coral. Per quanto riguarda le tribune, qui al nostro fianco sono gremite. Pugioni attacca, Stefano! Pugioni in trazione di passi. Ma attenzione, e qua si intravede anche l'esperienza, seppur più giovane, si va a prendere la responsabilità di questo fischio ed eccolo qua. Fallo prima del tiro con il signor Cherchi, che ovviamente non ha contestato la decisione del secondo arbitro, ma ha semplicemente evidenziato un fallo prima del contatto e quindi rimessa per Seniori. Altro time out. Sentiteli, i tifosi senioresi come al solito non fanno mancare il loro apporto. Cordeda immediatamente in uscita dal time out, tripla sbagliata dal numero 3, quindi Cesaraccio già dall'altra. Saud dietro schiena, Musso si prende il tiro pesante, sbaglia dall'arco Musso e Pugioni conquista il rimbalzo, chiama lo schema ma vede Merella libero, piedi a posto in transizione. La specialità della casa, bomba di Capitan Merella, meno 7 Seniori. Saud tripla sbagliata. Cordeda, transizione efficace e 5-0 Seniori. Scalise consegnato con Cesaraccio che sfrutta il blocco dinamico di Cherchi. Palleggio resta tiro, fallo subito dal classe 2006. Entra in campo uno dei migliori sia a livello statistico che a livello di impatto dalla panchina, Matteo Cabras.
con Gini Ubalek che torna in panchina, anzi che si accomoda in panchina per la prima volta in questa partita. E il numero 40 che sta sicuramente ritrovando le energie mentali. E aspettatevi il meglio dal nostro centro. Emerella sfrutta i muscoli, va spalla a canestro, fallo subito, 2 liberi in arrivo. E un primo quarto lunghissimo, come vedete dal nostro replay, inquadratura che fa apprezzare al meglio il movimento del numero 12. Adesso dobbiamo fare le cuffie lì dentro. 2 su 2, percorso netto. E Senuri che torna sul meno 5, aumenta la pressione. Saud, palla in mano, partita che sta vivendo davvero di colpi unici dai giocatori in campo che non vogliono lasciare niente al caso, specialmente i giocatori della Coral che sono, per usare un gergo tecnico, alle spalle al muro, con Senuri che ha sulla racchetta il match point. Pugioni si deve accomodare in panchina, secondo fallo per Stefano Pugioni che ha bisogno di stare lì con la testa. Paolo Marreu subito a rincuorarlo. Paolo Marreu un staccanovista di questa squadra, non ne ha saltata una ed è lì ovviamente a dare manforte alla sua squadra. Lui è Capitan Merella, ci sono da sempre insieme a coach Piras. Cesaraccio fa 1 su 2, 25-19. Pisano sulla pressione di Saud che sta spendendo tante energie ma sta dando tutto sul parquet, il miglior realizzatore di questa partita. Tola sotto per Cabras contro Monte che si gira verso l'arbitro a chiamare i 3 secondi. Cabras è bravo a trovare il pertugio giusto, sbaglia però da vicino. Ultimi 80 secondi in arrivo. Monte tripla in transizione sbagliata. Pisano con il quarto rimbalzo della sua partita. Pisano ancora palleggio vivo, si cavalca nuovamente Cabras, spalla a canestro. Il taglio di Cordeda contro Cherchi, i 2 ex compagni. Cordeda forse ingannato dalla posizione difensiva, sbaglia il tiro e poi Saud sino in fondo, 2 liberi per l'argentino. 53 secondi, punto 8 e Senuri che, lo ribadisco ancora una volta per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento, ha realizzato 5 punti nei primi 15 secondi e poi soltanto 14 praticamente nei restanti 9 minuti, con la Coral che ha fatto la voce grossa, specialmente il giocatore con la maglia numero 7 che vedete in lunetta. Dentro col secondo, 2-7-1-9, palla in mano per chi è sotto nel punteggio. Cordeda contro Busi, vuole attaccare, arriva la deviazione di Busi, rimessa dal fondo. Gioele Busi che sta giocando con problemi fisici, lui che è stato decisivo in gara 1 contro Ferrini. Pisano tripla dall'angolo, il professore tripla pesantissima quando mancano 30 secondi alla fine del primo quarto. 27-22. Busi, Scalise palleggia resta il tiro contestato benissimo, ottima difesa, meglio l'attacco, gran canestro di Scalise. E quindi Tola, l'MVP di gara 1, scarica per Pisano. Nuovamente Tola aspetta il pick and roll, va sotto la Cordeda che questa volta è bravissima a sfruttare il corpo. 2 volte sbaglia, 2 giri, un giro in lunetta, 2 liberi per lui. Si dispera Andrea Cordeda.
Mentre l'Olimpia Cagliari si è portata sul +6, ma manca ancora un'eternità, un quarto intero. Zero su 2. Uno su 2, chiedo scusa. Poi il cronometro va a 0, ma c'è ancora da giocare, se non sbaglio. Vediamo quello che decidono gli arbitri. Time out chiamato da coach Piras, che ovviamente non vuole lasciare niente al caso e vuole provare a disegnare qualcosa, anzi è solo cambio, non time out. Cambio difensivo, Busi va sulle tracce di Ubalek e Scalise su quelle di Cordeda. Questa è la richiesta di coach Longano, che poi ad ampi gesti indica la posizione a Monte, che è praticamente un libero in questa situazione. La rimessa era andata anche a buon fine con Ubalek, che ha trovato il pallone nei pressi del ferro. Finisce il primo quarto, 29 Coral, 23 Novius Sendoli. Pausa di 2 minuti e poi torniamo. Iniziato il secondo quarto, Cesaraccio, Busi, Monte, Saud e Scalise per la Coral, Merella, Cabras, Pisano, Tole Ubalek per la Innoview, Busi sulla linea di fondo, attacca Ubalek e ne mette 2 proteggendosi con il ferro. Ubalek che ha provato a contestare il tiro e si è anche fatto male, ma ovviamente non mollerà il numero 40. Dall'altra parte c'è Matteo Cabras che fa la voce grossa e realizza almeno 6, 31-25. E nel mentre continua ad aumentare i decibel qui al Palamanchia, persone che arrivano pian piano e posti a sedere che si stanno esaurendo. Sbaglia la Coral, Ubalek riceve fallo subito da parte del numero 40. Ubalek riceve dalla rimessa, primo ferro, il rimbalzo è preda di Monte che serve subito Scalise. Merella, diabolico, ci mette la mano, poi bravo a mantenere le braccia alte, niente fischio. E quindi Tola che imbastisce un'altra azione offensiva per i suoi. Ubalek sfidato, prende il tiro da 3 punti ad un passo
ad un passo dalla tripla, numero 40 che ha bisogno di ritrovare i suoi tiri preferiti. Saud assolutamente nelle sue corde, stanchezza che si fa sentire. Primo quarto con un'intensità paurosa qui al Palamanchia. Tola attacca sino in fondo, ferma tutto l'arbitro. Io ne approfitto per ringraziare ovviamente sia la Coral Alghero ma soprattutto la SAP Alghero per averci ospitato qui al Palamanchia e concesso la diretta odierna, con un Palamanchia che sorride ovviamente con tutto questo pubblico. Tola, eccola qua, la conclusione dall'arco mandata a bersaglio da Federico Tola, che come di consueto si gira verso il suo pubblico, dedica e -3. Senori che torna a un possesso pieno di svantaggio e quindi Busi attacca stoppato con Ubalek che praticamente non salta e cancella il numero 30 che sta dimostrando davvero di essere un buon prospetto. E poi Saud è già dall'altra, Cesaraccio, e dopo la tripla iniziale ha giocato con la squadra. Grande personalità però da parte di Marco Cesaraccio. Tola, classica palla rubata al numero 17, poi rimontato da Saud, ingannato dal rimbalzo il numero 17, poi tripla di Joele Busi. E come detto in precedenza, gran bel prospetto questo ragazzo, l'MVP di gara 1 contro la Ferrini, porta i suoi sul +6, palla persa a Sendori. E Musso che torna in campo al posto di Saud. Quasi sempre almeno un senatore in campo per coach Longano, a differenza di gara 1 che ha lasciato i due insieme in panchina per qualche minuto. Quest'oggi non sta accadendo perché si gioca tanto la sua squadra. 7 minuti da giocare in questa meravigliosa sfida di gara 2 di semifinale. Cesaraccio, palla in mano, aspetta il movimento di Musso. Scalise contro Verlik, palleggio il tiro di Scalise, fuori bersaglio, buona la difesa di Alessandro Verlik e quindi Ubalek che non vede Cordeda perché sceglie saggiamente dalla sua parte Verlik che lo ritrova poi nei pressi del ferro. Giri per Ale, fate pure 2, 34-30, -4 Sendori. Scalise attacca, due errori consecutivi di scelta da parte di Scalise che torna a recuperare energie in panchina al suo posto Tilocca. Monte sempre contro Cordedda. Il numero 2 è davvero un avversario ostico sotto canestro, ma dall'altra parte deve fronteggiare un giocatore unico nel suo genere, la nostra locomotiva che va in lunetta con 2 tiri liberi. Bello, bellissimo il gesto fra i due che combattono e poi si rispettano. Olimpia Cagliari sul +10, vuole ipotecare il passaggio in finale la squadra di Roberto Zucca. Cordedda fa il -2 e Sendori che ritorna lì a stretto contatto. Coach Piras che nel mentre chiama timeout poi lo annulla. Monte da 3, secondo ferro, Ubalek combatte, Tola subisce il fallo di Tilocca. Nel mentre Andrea Cordedda con i 2 liberi in precedenza è salito a quota 12, diventando il miglior realizzatore della sua squadra. Non aggiornato in grafica. Dall'altra parte, mentre aspettiamo questa azione con Ubalek che serve Cordedda, l'errore inusuale del numero 3, ma ovviamente
perdoniamo tutto a un giocatore veramente fondamentale per questa squadra, che ho letto il suo labiale e ha detto con se stesso spacco tutto, perché non accetta questi errori sportivamente parlando, ma il numero 3 che aspettiamoci ovviamente dal numero 3 grandi giocate. Tola recupera il rimbalzo, Cordedda che subito si butta sotto canestro per ricevere, vuole quella palla, Ubale che lo capisce, la riceve, si svita l'errore di Andrea Cordedda, che però è assolutamente dentro questa partita, soprattutto a livello di scelte. Tiro da 3 di Busi che realizza il +5 per la Cora. Ubale che deve combattere, l'ultimo tocco è di Busi. Coach Piras toglie un attimo Cordedda per farlo rifiatare. Cordedda arrabbiatissimo con se stesso, ma solo i grandi giocatori hanno questa vena autocritica e sono sicuro che rientrerà in campo con grande energia. E se guardate in alto a destra vedete Cordedda seduto in panchina, nel mentre Alessandro Verlik sino in fondo, 2 sicuri terzi in arrivo. Sbaglia il secondo, poi il numero 14 si era avventato sul rimbalzo, l'arbitro ha fischiato invasione dubbia in questo caso, vedremo al VAR, vedrà al VAR Papura. Ovviamente si dispera Alessandro Verlik perché ogni canestro, ogni punto è decisivo in questa sfida davvero al cardiopalma. In questo momento è Verlik, si fa subito perdonare. Ecco a cosa serve l'esperienza del nativo di Castelnuovo, che è davvero unico nel suo genere. Cosa stava per fare? Cosa stava per fare? O famo strano, come direbbe Fabio Tranquillo, 2 liberi. Spesso capita ai grandi giocatori di prendere confidenza dagli errori, quindi quando sbagliano poi aumentano di giri. Sbaglia poi il secondo, 37 per chi attacca, 35 per chi difende, 4 minuti, 4 alla fine del secondo quarto, seppur pieni perché sono 4:40. Ubalek, taglio di Merella, grande palla, si protegge e realizza. Ci stava anche il fallo in questa occasione, perfetta, parità a quota 37 qui al Palamanchia. Cesaraccio, palleggio vivo, doppio pick and roll che poi non va a buon fine, quindi si torna da Manunza, schermato da Verlik, tripla di Monte, 2 giri sul ferro e poi il possesso che torna alla line of view con Pisano, grandissima palla per Merella che di mancina va a subire il fallo, 2 liberi in arrivo. Rientra in campo Luca Fumanti. Salutiamo la nostra Eleonora Del Vescovo che ci segue da casa, sappiamo quanto vorrebbe essere qui con noi, purtroppo non può farlo, ma la salutiamo tantissimo. Un abbraccio Eleonora. Spesso la line of view quest'anno ha tremato dalla linea della carità, una percentuale non eccelsa, 1 su 2 per Merella, ad evidenziare appunto i problemi dalla lunetta che si stanno riscontrando anche quest'oggi. E Verrik, palla in mano con Senori
sotto di un punto, sotto da Pisano che ha bisogno di spazio, in questo caso non glielo concede Cesaraccio che invade il cilindro. Fallo subito proprio Cesaraccio, penso che debba abbandonare il campo, anzi no, Tilocca. Busso per Fumanti. Saluto anche a Cizio, nostro altro fedelissimo che ci segue da Arzachena. Verlik, palla in mano, attacca sino in fondo, alza la parabola, niente fischio. Il rimbalzo è preda di Saud che serve Fumanti, attacca sino in fondo. Pisano con i polpastrelli, stoppa Fumanti, rispedito con perdite anche da Giri Umalek e si alza il coro, ma direi anche merito di Pisano oltre che di Umalek per questa superazione difensiva. Tola, piedi a posto, attacca il recupero, si protegge, finger roll pazzesco e 2 punti, che vuol dire primo vantaggio dopo una vita per la Innoview, 39-40. Saud tocca a Tola, controlla Giri Umalek. Quanto ha stretto le maglie difensivamente la squadra ospite, che sta veramente prendendo confidenza dalla difesa. Quest'oggi ho visto un video di Ettore Messina che in un podcast ha rivelato come il basket sia cambiato, come le squadre prendano confidenza dall'attacco e da lì poi difendano meglio in questo periodo storico. Prima, quando Ettore Messina era giovane, era il contrario, proprio come sta facendo Seniori oggi, che dimostra di essere una squadra quasi da altri tempi, ovviamente sfruttando l'esperienza dei suoi giocatori e quindi difendendo forte, e poi da lì in attacco è tutto più semplice. Gira in lunetta per Merella, +2. Dentro anche col secondo. Quanti triple ha messo? La Coral che ha già realizzato 8 triple, doppiando la Innoview in questa speciale statistica, che ne ha messo a bersaglio 4 e quindi sono ben 12 punti in più soltanto dal tiro da 3. ...140 sono i secondi che separano le squadre dagli spogliatoi. Fumanti torna da Cherchi, scambia con Fumanti, si rimane sul lato forte, la palla non viene ribaltata, questo premia la difesa, in qualche modo arriva sotto a Cherchi. Musso, un tiro ben preso dal numero 10 che però lo sbaglia. Cordedda. Verri che aspetta il movimento di Ubalek, non ha fretta Seniori che è tornata ad un possesso pieno di vantaggio. Alessandro Verlik, palleggio ristrettino, primo ferro, però garantisce un altro possesso ai suoi. Andrea Cordedda tripla che scheggia il ferro, importante concretizzare dalle cosiddette 50-50 balls, ovvero i rimbalzi offensivi. In gara 1 è stata questa la chiave, oltre che i punti nel pitturato. In questo momento la chiave la stanno facendo proprio queste statistiche, per quanto la Coral stia veramente combattendo con le unghie e con i denti. Cesaraccio ad un passo dal gioco potenziale da 3 punti. Vediamo che fallo è di Pisano, dovrebbe essere il secondo, aspettiamo la segnalazione. Ecco, è proprio così. Secondo fallo per Pisano, che torna in panchina. Rientra Capitan Merella.
7° punto per Cesaraccio. Quest'oggi 7 che diventano 8 per Marco Cesaraccio, il piccolo dei 3 Cesaraccio. Poi pallone sprecato in questo caso con Saud che ha un'opportunità da 3. È meglio non lasciarlo solo l'argentino, che realizza folgora la retina e torna sul +2. Alghero che ha abusi contro i falli e 5 giocatori con 2, ovvero Cesaraccio, Scalise, Manunza, Monte e Tilocca. Tola, tripla impossibile, arriva l'errore. Cordeda, come combatte il numero 3. Sennori che invece vede Pugioni e Pisano con 2 falli. E adesso anche Federico Tola commette la seconda infrazione. Mancano 49,7 secondi alla fine del secondo quarto. Torna in campo Pugioni e aspettiamoci un canestro importante da Stefano in questi ultimi secondi. Lui che è specialista dei momenti, come dire, al cardiopalma. Sbaglia il secondo Victor Musso e il rimbalzo è preda di Pugioni. Chiama lo schema, 40 secondi, possibilità di 2 possessi con un tiro veloce. Vediamo la scelta con Pugioni che rinnova la sfida con Cesaraccio, gli sporca il possesso. Cordedda chiuso sotto da Ubalek, grande ricezione, si svita, sbaglia, forse ci stava anche in questa occasione un fischio. Saud già dall'altra, tripla, impossibile e niente per lui. Che tripla di Saud, +5, nuovamente Coral. Merella da 3, Capitan Merella, 3 sicuri e altri 2 potenzialmente in arrivo, perché c'è il fallo a rimbalzo su Giri Ubalek. Possibile azione da 5 punti per la Innovius Sennori, che può tornare così in parità. Ma cosa vi stiamo raccontando, amici a casa? Saud 2 triple consecutive, Merella riconosce il momento, fiuta tutto, davvero campione, mette la tripla e Ubalek subisce fallo a rimbalzo e può andare in lunetta con 2 tiri liberi. Dentro con il primo. Sbaglia però il secondo Giri Ubalek, quindi l'azione diventa da 4 punti, non da 5. Ha ottenuto comunque il massimo Sennori, che da -5 torna a -1, quasi il massimo direi, perché il massimo sarebbero stati 5 punti, con il nostro buon Papura che annuisce a questa affermazione. Musso, ultimo tiro, Kerkis lo deve prendere, lo prende e lo sbaglia. Finisce anche il secondo quarto di gioco. Coral Alghero 47, Innovius Sennori 46. Che gran bella partita vi stiamo raccontando. Vi diamo al volo 2 statistiche, poi recupero un po' la voce, vi lascio anche voi amici a casa alla pausa, con 16 punti per Capitan Merella, 10 per Cordeda, sono gli unici 2 in doppia cifra per Sennori. Dall'altra parte 21, l'unico oltre i 10, nonché l'unico oltre anche i 20 in questa sfida, ovvero Diego Saud. 9 minuti e mezzo e poi torniamo in questa scoppiettante partita di gara 2. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora. Perché so di buono. Olio Secchi.
l'olio che sa. Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché... Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. Con queste mani qua. Oi. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ho preso una macchina in nave, non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba... Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe, niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare. Che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però si siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. E lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. E lì tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramaglio, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una società storica come la Virtus Bologna, che dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile, e penso sia stato per lui una grande opportunità giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, mi viene in mente Bari, che forse non sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più. E gli allenamenti, dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale Ramagli, super, penso che lui sia stato super per la sua crescita. Lo dicevo, comunque Marco, ultima partita dei tuoi, continuate il vostro percorso in Europa, come sta andando? Come ti stai trovando, ti voglio chiedere. Ciao. Innanzitutto. Sì, Ciao. Ciao.
diciamo che era importante vincere, ribaltare la differenza canestri, questo ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale, pur avendo un'altra partita che se me la dovessimo vincere siamo primi, se non la vinciamo siamo secondi, quindi diciamo che siamo un po' più sicuri, un po' più tranquilli, no, di aver passato il turno, quindi ce la giochiamo con più tranquillità. Sta andando molto bene, però abbiamo sfiorato la qualificazione alla Coppa del Re. Non ci siamo riusciti, il livello è veramente veramente molto alto. Niente, adesso ci prepariamo per la seconda fase della stagione, che sicuramente sarà molto più impegnativa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora. Perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. Pausa lunga che si è consumata, amici a casa. 47-46. Merella, palla in mano, vuole attaccare. Senori ha bisogno di sfruttare i giocatori nel pitturato, assolutamente. Una chiave in gara 1, i canestri dentro l'area. È meglio non accontentarsi di tiri da 3 punti e sfruttare la forza fisica di questa squadra. Cherchi da 3, errore.
applaude comunque coach Longano. Ubalek deve andare sotto da Merella, eccola la palla nel pitturato, arriva l'errore, fuori per Verrick, si prende il tiro da 3 e va corto sul primo ferro. Partenza a rilento rispetto al primo quarto, ora sì che sale anche la tensione, la posta in palio che sta regalando questa sfida. Ricordiamo gara 2 di semifinale playoff, con Musso che perde il controllo del pallone, Pisano salva il possesso provando Ubalek, Cordedda ha bisogno di scuotersi il numero 3, fallo in attacco. Saud, palla in mano, fallo di Merella che non ha un angolo difensivo corretto, secondo l'arbitro commette il suo secondo fallo. Saud, ultimi 6 secondi dell'azione, deve inventare l'argentino, lo fa e fate pure 6 per il computo delle triple di Juan Diego Saud. 6 per 3 quanto fa Papura? Quanto? 6 per 3 quanto fa? Allora, quanto fa 6 per 3 a casa tua? Dipende, questi sono... l'ho sbagliato, però 18. Questi sono i punti di Juan Saud solo da 3. Quest'oggi 18 punti solo dall'arco per l'argentino, davvero illegale quest'oggi, mi verrebbe da dire immarcabile. Vediamo che tipo di marcatura adotterà coach Piras. Potrebbe entrare Paolo Marreu sulle sue tracce, potrebbe essere una scelta. Vediamo se coach Piras sarà della stessa avviso. Il rimbalzo di Saud che serve, Manunza con una palla geniale, fallo di Ubalek. Il nostro Mappo che sfoggia tutto il suo dialetto in chat. Ci manchi Mappo, ci manchi. Musso riceve, fronteggia, attacca, finta di step back, Saud per la 7ª della sua partita. Questa la sbaglia e quindi Pisano fa vedere Verlick, la palla dovrebbe arrivare sotto, c'è un contatto non fischiato, Fumanti schiaccia per Saud. 26esimo punto per Saud. Ubalek colpito in pieno l'avambraccio, Gili Ubalek, pochi contatti, metro arbitrale che sta lasciando correre Merella, si rallenta il ritmo. 52 per chi è in difesa, 46 per chi è in attacco. Ubalek nell'angolo, Verlick, si apre Merella, insisto nel dire che se non gli deve sfruttare il pitturato e infatti Merella riconosce questo vantaggio, altro non fischio e quindi Cherchi nell'angolo, Fumanti, piedi a posto, tripla, il ferro gliela nega, la gioia della seconda tripla di questo terzo quarto. Merella pressato da Manunza, si muove Pisano, il blocco è portato da Cabras, il taglio di Merella, si apre Verrick, altro tiro da 3 e altra conclusione sbagliata. Matteo Cabras, eccolo qua,
il canestro dentro l'area che tanto serviva ai Tauri. Meno 4 e 6:20 da giocare nel terzo quarto, che sta andando un po' più veloce rispetto ai primi due, che sono stati caratterizzati da tanti fischi da parte degli arbitri. Saud manda via tutti, se la vuole giocare. 4-3, tripla sbagliata. Fumanti, scadono i 24, ma Fumanti realizza prima del suono della sirena, il che vuol dire 54-48 più 6 Coral. Time out, coach Piras. Sei minuti alla fine del terzo quarto, palla in mano per i Tauri che sono sotto nel punteggio di 6 lunghezze. 54-48, palla che arriva adesso sotto a Ubalek, sporcato il possesso. Cabras, Matteo Cabras, 2 sicuri e nuovamente un fischio mentre si tira questa volta il colpevole Ubalek. Ma Matteo Cabras è un fattore in questo terzo quarto. Portano la firma del numero 13, gli ultimi 4 punti della squadra ospite. Saud che ha 26 punti, Dicasi 26 all'attivo. Tripla da parte di Juan Musso. Ovviamente Victor Musso, Juan e Saud, rimbalzo offensivo che diventa subito un canestro da 2 punti per Pisano, 57-52. Nessun altro giocatore della Coral in doppia cifra, 8 punti per Cesaraccio e Busi. Saud che è salito così a quota, Musso che è salito così a quota 3 primi della partita. Senori che ne ha 16 da Merella e 10 da Cordedda. C'è bisogno assolutamente di scuotersi per la squadra di coach Piras che è sotto di 5. Pisano da 3, primo ferro. Ubalek alla meglio, Ubalek si arresta sotto per Cabras. 3 secondi di Matteo Cabras. Tre falli per Cordedda, l'unica tegola senorese per quanto riguarda le infrazioni, e dall'altra ne abbiamo 3 sempre per Busi e Malunza. Cesaraccio palla in mano, chiude Pisano e palla recuperata, sta facendo la voce grossa Alessandro Pisano in difesa. Fugioni, esce Pisano che va per terra, si rialza immediatamente. Cabras, blocco per Tola, virata, spin move e poi Matteo Cabras, un fattore in questo terzo quarto.
Sesto punto e -3. Senoli che torna a un possesso pieno di svantaggio. Fumanti. Musso si svita, tiro contestato. Fallo di Cabras. Che atmosfera al Palamanchia. Ed è bello anche vedere come le squadre diano il meglio proprio quando giocano contro la squadra imbattuta in questo campionato. Che partita dei ragazzi di casa che sono sopra di 3 e hanno 2 tiri liberi. È soltanto il quarto punto nella partita di Musso, che però ha contribuito assolutamente alla causa difensiva, giocando molto bene, difendendo molto bene nel pitturato. Nuovamente più 5 per la Coral. Cabras vuole attaccare. Cabras, Matteo Cabras, altro non fischio. Cesaraccio non ne può approfittare. Dall'altra Monte. Signor Cherchi è stato elogiato da parte del sottoscritto all'inizio partita. In questo caso, a mio modo di vedere, sbaglia, perché coach Piras chiede spiegazioni e dice al signor Cherchi: sono 6 falli a 1, anzi 7 falli a 1 per la Coral. E il signor Cherchi dà fallo tecnico senza richiamo e quindi Coral che ne può approfittare. 59-54, 2 liberi, anzi libero del fallo tecnico per Marco Cesaraccio. Ovviamente la tensione si fa sentire anche per gli arbitri, il clima lo sentono anche loro. Signor Cherchi, arbitro giovane ma già di grande esperienza, come detto arbitra in Serie B interregionale, non ha voluto sentire niente, ha dato subito il fallo tecnico. Le proteste di coach Piras erano assolutamente genuine, stava semplicemente evidenziando che la Coral aveva 6 falli subiti, essendoli soltanto 1. Monte in lunetta. Ubalek. Tre minuti alla fine del terzo quarto. Saud sta giocando una partita da tramandare ai posteri. Il numero 7, prova autentica, 28esimo punto. Cabras, Matteo Cabras, è lui che sta trascinando il segno di questo terzo quarto, sta veramente tenendo a galla la sua squadra, forse il giocatore che ha meno esperienza, però poi i Tauri si perdono. Fumanti a rimbalzo. Che partita che vi stiamo raccontando, un'intensità unica e la Coral Alghero che sta veramente salendo di tono, specialmente in difesa. Tante mani addosso, gli arbitri che stanno concedendo questo tipo di contatti. Sta avendo la meglio la squadra di Fabrizio Longano, ricordiamo, allenatore di grandissima esperienza, il coach della Coral, ma dall'altra parte ci sono giocatori unici per quanto riguarda le partite giocate in Serie C. Tola va per terra, Scalise si prende il tiro, l'errore, Cabras arpiona anche questo.
Pugioni, palla in mano, Tola attacca il recupero, arriva il fallo di Saud. Coinvolgo Nicola, però una partita così non l'abbiamo ancora raccontata. L'anno scorso ne abbiamo vissuto delle belle, ma così, soffrendo così, raramente. No, non è mai capitato. Senori ha sempre dominato dall'inizio alla fine, quindi vederla sotto è molto dura, molto dura. Stiamo soffrendo anche noi. Però vediamo, mancherà ancora un quarto e quindi siamo molto ottimisti. Questa è la bellezza di questo sport, che non finisce mai. 65-56. Massimo vantaggio nella partita per la Coral, ovvero più 9, 1 minuto e 55 da giocare nel terzo quarto. Mamma mia ragazzi, io non sento la mia voce, decibel paurosi, Merella tripla, grande rotazione del pallone, palla che però non entra. Merella ancora, possesso vivo, si svita, tiro colpito in pieno il braccio di Capitan Merella, non arriva il fischio. Strana davvero la valutazione degli arbitri in queste ultime azioni, ma non è facile arbitrare queste sfide. Fumanti da 3, primo ferro, Cesaraccio, Ubalek, show difensivo, ancora Cesaraccio fino in fondo, prova a contestare Pugioni, realizza Marco Cesaraccio, più 11 Coral, che non è mai stata sopra 10 punti, lo fa in questo momento quando mancano esattamente 60 secondi alla fine del terzo quarto. Ancora un errore da 3 di Tola, Merella combatte e si va a guadagnare fallo. E ora serve tutta l'esperienza dei giocatori senoresi nell'angolo. Stefano Pugioni, tripla sbagliata, Ubalek tocca ma non basta, e già dall'altra Cristian Scalise. E sentite il palamanchia, Cabras si avvicina al ferro, Matteo Cabras è incontenibile il numero 13, meno 11. Senori aggrappata all'ex Sef Torres. Cesaraccio fino in fondo, Cesaraccio, altri 2. Gran bella partita, sale a quota 12 Marco Cesaraccio. Merella per Cabras, palla rubata e quindi Saud. 10 secondi alla fine del terzo quarto, più 13 e palla in mano. Saud sbatte contro la difesa, recupera Cabras, 2, 1, fallo e canestro! Segna! Subisce il fallo! E va in lunetta! Col tiro libero, supplementare. Matteo Cabras, guardiamo quanti punti ha fatto in questo terzo quarto, più di 10 sicuramente. Che giocatore! Che giocatore! Sta tenendo a galla lui, come mi suggerisce Nicola Bianchi, ovviamente. Le sorprese di questi playoff, il neo acquisto senorese, diventato, ha eguagliato e a meno 2 dai 16 punti di Merella, ma ne ha realizzato quanti in questo quarto? Almeno 12. Ancora non ce lo fanno vedere il terzo, non fa niente. Penso che ne abbia messo 10 o 12 in questo quarto. Ancora non hanno aggiunto il terzo quarto su Fipstaff. 12° punto di Matteo Cabras, sbaglia il libero.
e finisce il terzo quarto. Seniori che comunque torna sul meno 11. 71 Coral, 60 Innovius Seniori. Prendiamo un po' di fiato e poi torniamo per il gran finale. Noi, come citato nel corso del secondo quarto, abbiamo ringraziato la società della Sappa Alghero e anche la società della Coral per l'ospitalità. Abbiamo in nostra compagnia Antonello Muroni, diciamo possiamo dirlo, tuttofare da anni di questa società. Che bello vedere il Palamanchia così gremito, no? Assolutamente sì, è uno spettacolo vederlo così gremito e vederlo con tantissimi ragazzi. Molto bello. Quello che ha bisogno il basket sardo, tu che sei sempre attivo e ormai hai vissuto anche un paio, se non 3 generazioni, le hai viste, le hai allenate e continui a allenarle, no? Assolutamente sì, il prossimo anno saranno i miei 50 anni in campo, per cui qualche generazione l'ho cresciuta. Devo dire che ultimamente il basket, soprattutto il basket giovanile, si sta riprendendo. Questo depone a favore del grande lavoro che molte società stanno facendo in provincia e in tutta la Sardegna, partendo dal mini basket. I risultati si ottengono, noi ne siamo un piccolo esempio, abbiamo vinto 2 titoli regionali e siamo in lizza per giocarci il terzo e forse anche il quarto in under 14 maschile e femminile. Speriamo bene, se non fosse siamo comunque contenti di questa annata spettacolare dove ha visto i nostri under 17-19 fare i playoff in Serie D. Vuol dire che abbiamo lavorato bene in tutti questi anni. Esatto, il lavoro ripaga e noi a nome della Pallacanestro Seniori ti ringraziamo e vi ringraziamo. Un augurio anche per i tuoi 50 anni cestistici. Grazie Antonello, buona partita. Grazie a voi, un grande bocca al lupo a tutti. Complimenti. Grazie mille Antonello, grazie. Saud recupera il pallone nel mentre dopo l'intervento ai nostri microfoni da parte di Antonello Muroni, che ringraziamo tantissimo, un'eccellenza del basket sardo. A proposito di eccellenze, come citata Nunzia Seradimini, ma torniamo al campo, 9 minuti da giocare e Seniori è chiamata un'impresa. Meno 14, Scalise ruba il pallone, Saud se la trascina fuori. Per tutti gli amici appassionati di pallacanestro non potevamo scegliere gara 2 migliore. Ovviamente gli amici di Seniori stanno dicendo: ma che sta di il romano? Proprio come scrive il romano un nostro amico in chat. Penso che si tratti proprio della nostra cara Mariella. Però è così la pallacanestro e aspettiamoci una grande prova dei senoresi a 9 minuti dalla fine, perché questi giocatori, ricordiamocelo, non muoiono mai. Davanti però hanno una squadra che sta dimostrando di essere davvero in gran forma quest'oggi. Merella
si prende la tripla, Capitan Merella, l'errore Cabras, Matteo Cabras, 2 liberi. Sta dimostrando di essere un pivot d'altri tempi il numero 13, un po' in linea con quel che è stato il padre Oscar, che ha militato per diversi anni, allenato anche da Paolo Merella. Lo ricordiamo nuovamente, questo campo ci ricorda Paolo, un po' tutto ci ricorda Paolo se parliamo di pallacanestro. Cabras in lunetta, sbaglia il primo. Sbaglia il secondo, Cordedda conquista il rimbalzo. Fallo di Cordedda, non sembrava così, arrabbiatissimo il numero 3, è arrabbiatissimo. Ha subito più di un contatto discutibile, Merella che manda via Saud, che farebbe meglio allontanarsi da Andrea Cordedda. Purtroppo la Coral deve rinunciare a monte, 5 falli, infatti lo vediamo lì in panchina isolato rispetto ai suoi compagni. Piccola parentesi che c'entra poco, anzi c'entra tanto, poco per chi ci ascolta, tanto per me. Io da bambino sognavo di fare questo, stiamo perdendo, ma che bello vivere lo sport, come ci ha anche raccontato Antonello Muloni. Lo sport è bello anche in questi casi, quando si perde, quando il pubblico è così partecipe. Nel mentre però vi vogliamo comunicare che abbiamo una prima finalista di questo campionato di Serie C ed è l'Olimpia Cagliari, ed è anche la squadra che è andata sotto nel primo turno, l'unica squadra ad andare sotto, perché ricordiamo il Sant'Orsola ha vinto gara 1 con l'Olimpia, l'unica squadra, le uniche due squadre ad andare a gara 3, poi l'Olimpia l'ha ribaltata e addirittura 2-0 a Calasetta, finale per la squadra di Roberto Zucca, e vedremo un po' se ci sarà bisogno di gara 3 anche per Coral Sennori o se i Tauri piazzeranno un parziale che permetterà alla squadra di coach Piras di vincere questa sfida. Saud palla in mano, fondamentale questa uscita per Sennori, Scalise si svita, Pisano bravissimo, con un contatto anche dubbio, Cesaraccio piede a posto, tripla, primo ferro, rimbalzo di Cordedda, che poi subisce il fallo da Scalise e Andrea Lunetta, anzi no, bonus non ancora esaurito, solo rimessa. Quinto fallo di Scalise, sembrerebbe infatti, dovrebbe arrivare la segnalazione. Non era di Scalise, allora il fallo che ne ha ancora 4. Saud sradica il pallone da Cordedda ed è già dall'altra parte. Che giocatore, che intensità, che garra l'argentino. Musso, l'altro con la bandiera bianco-celeste nel cuore, ne mette 2, più 16 e poi va a criticare Tolak dicendo che si lascia andare nei contatti. Quanto è nervosa questa partita. Cordedda chiamato alla tripla, errore, non segna più line of view. 16 punti sono tanti, ma ci sono 7 minuti. Saud rischia di scivolare. Cesaraccio palleggia il tiro sbagliato e quindi Cordedda per Pisano, è pronta a tornare Ubalek. Cabras, Cordedda deve andare sotto la squadra di casa. Cordedda se ne prende un'altra, ne sbaglia un'altra, si combatte a rimbalzo. Fallo è stato assegnato a Fumanti in precedenza, non a Scalise, rimane per terra Cesaraccio, gli arbitri fermano il gioco.
Tifoserie che vanno a contatto quasi. Che intensità, che livello questa partita. Sta succedendo di tutto. È meglio che non vi raccontiamo quello che stiamo vedendo. Per il bene di questo sport, Musso. Cabras è anche l'ultimo a toccare. Musso si prende il tiro, lo manda a bersaglio. Più 18, Coral che ruba il pallone, sfondamento di Musso. Per molto meno Coach Piras ha preso tecnico e Musso non lo prende. E qua pecca di personalità l'arbitro, mi dispiace ma è la verità. Coach Piras ha preso il tecnico per molto meno e Musso è andato a urlare in faccia all'arbitro. Amici a casa mia, questo, scusate la ripetizione, è tecnico. Che tensione, Seniori sotto di 18. Se sommiamo tutti gli svantaggi di questa squadra non arriveremo mai a 18 punti. Però c'è da dire che squadra che è la Coral. Saud che arringa la folla. Pugioni, palla in mano, Seniori chiamata a una delle ultime chance di rimonta. Pisano tripla che non va, non si segna più. Ubalek, rimbalzo nelle mani però di Cesaraccio. Fumanti, finta, Fumanti, tripla! Luca Fumanti, più 21. Che cuore la Coral, non muore mai questa squadra. E non vogliatemene, si dice così, non voletemene, non vogliatemene, amici a casa della pallacanestro Seniori. Però che spettacolo, io mi avvicino al mio caro amico, nonché Martino Merella. Ho appena detto, Martino, non vogliatemene amici di casa, amici di Seniori, ma che bella partita, che squadra la Coral, più 21 agli imbattuti di questo campionato, dimostra davvero di avere un cuore pazzesco. Sono d'accordo, però i ragazzi di Seniori devono tirarle fuori in questo momento, dobbiamo vedere la reazione, perché 6,5 sono tanti e lo sappiamo bene, tu che di questo sport ne sai parecchio. Quest'anno mai visto. Grazie Martino. Occhio a sottovalutare la Innovius Seniori sotto di 19, è comunque la squadra imbattuta. Coral che ha l'inerzia dalla sua, Pugioni. Pugioni che finisce per terra, Cesaraccio, bravissimo, anzi diabolico a fargli caramelare il pallone addosso. Musso, vicino al ferro, sbaglia Musso. E quindi Seniori, il cronometro è assolutamente a favore della Coral. Pugioni vuole attaccare, fallo di Cesaraccio. Mentre arrivano saluti in chat da parte dell'altro Merella. Luca che salutiamo tantissimo. Pugioni sbaglia il primo. Pugioni realizza il secondo. 8-1-6-3 per Seniori, serve tantissimo questa difesa. Pisano, Fumanti attacca, scarico, Cesaraccio torna nell'angolo da Fumanti che si alza da 3, l'errore, Pisano controlla il rimbalzo, spinge subito,
Puggioni da Tola, torna da Puggioni, si prende la tripla Stefano Puggioni, secondo ferro non fortunata Sennoli per quanto riguarda le conclusioni dall'arco. Sono saltati tutti gli schemi. Saud settima tripla di serata e più 21 Coral. E come non si fa a non gasarsi di fronte a queste giocate? Che giocatore è l'argentino, è assolutamente MVP di questa sfida. Merella riceve, segna dalla rimessa. Puggioni, gli scappa via Cesaraccio che poi torna da Musso che trova Saud che vuole azzannare questa sfida ma sbaglia la tripla. Pisano, un tiro da 2 punti, non entra neanche questo. Pronta a rientrare Cordedda. Cesaraccio fino al ferro, ne mette altri 2, 14esimo nella partita di Marco Cesaraccio. Pisano, tripla, primo ferro, controlla il rimbalzo nuovamente il numero 21 che vuole attaccare. Se canestro, forse però quando è troppo tardi. 19 punti fra le squadre. Salutiamo Stefano De Martis che ci segue. Grande Saud dietro schiena, l'argentino, un mago in questi fondamentali per il suo connazionale. Ed è quasi game set e match, amici a casa, quasi. Ultimi 4 di partita. Tola, tripla per rispondere. Tola all'errore Ubalek al rimbalzo. Giri sbaglia, fa per terra Cherchi e Ubalek che ha trovato difficoltà in questa sfida. Scusate l'assenza della telecronaca, ragazzi, arriva Fabrizio a breve, è andato un attimo in bagno, doveva volare.
nel mentre abbiamo recuperato palla con Federico Tola che va a segnare. Ma tardissimo ragazzi, oggi non è entrato niente. Tola che mette 2 punti, come detto dal nostro Papura, immagino. Regista cronista. Meno 22 per, anzi meno 20, chiedo scusa, per Sennori. 3 minuti alla fine. Tola riceve. Vuole andare sotto la Cordedda, si svita Cordedda, fuori per Pugioni, chiamato alla tripla Stefano. Primo ferro e poi contropiede per Scalise. Fino al capolinea. Nuovamente Pugioni vuole attaccare, alza la parabola, non entra, 2 liberi. Sennori che sta litigando non poco con il ferro del Palamanchia. Dopo un avvio che aveva fatto ben sperare in questa sfida. 5-0. 0-2 per Pugioni. Time out coach Piras. Vedete amici a casa quel numerino lì dei 24, quel 23 che sono anche le vittorie consecutive dell'Aino di Sennori quest'anno e stanno per rimanere tali perché la Coral è a un passo da gara 2, 91-69. Coach Piras chiama il fallo, arriva adesso. Adesso sarà eterna questa sfida con triple e falli. Quinto fallo per Federico Tola. Con il signor Checchi che però qua sbaglia perché ho letto il labiale di Federico Tola che gli dice: ma cosa significa? Pensavo volessi far fallo. Il signor Checchi si è giustificando dicendo: io pensavo volessi far fallo. Questo è stato il labiale che ho intuito, ma è inequivocabile. Ovviamente gli arbitri, come i giocatori, possono sbagliare. È Alghero che non sbaglia a cronometro fermo e la sconfitta si fa pesante, ma ovviamente non c'è la differenza a punti, è 1-1 nella serie nonostante i 2 di Pugioni che riportano sul meno 22, ma mancano soltanto 130 secondi alla fine. Coral che deve giocare assolutamente coi 24 e così fa. 7 secondi, Musso attacca, Scalise, palleggia adesso il tiro, fallo di Cordedda.
Quinto fallo di Cordedda. E coach Piras che svuota la panchina riconoscendo la sconfitta dentro Carlo Fiesoli. Amici a casa della pallacanestro Sennori, non scandalizziamoci per una sconfitta. 23 consecutive, certo, fa male perdere in gara 2 con il match point sulla racchetta, ma non scandalizziamoci, non perdiamoci di morale, ma soprattutto, come mi suggerisce Nicola Bianchi, onore, ma grande onore alla Coral Alghero, e rimanete connessi perché un'intervista io la farei volentieri a un giocatore della Coral, perché è giusto così, come ogni partita intervistiamo gli MVP, è giusto che due battute le andiamo a intercettare anche a Saud. Vediamo un po' a fine partita se ci è concesso. Ad ogni modo 90 secondi, 93 per Coral, 71 per Sennori, sconfitta che sicuramente aiuterà a ritrovare l'energia e il morale in vista di gara 3. Fallo in attacco della Coral. È assolutamente forgiante la sconfitta. In questo caso sì, specialmente per una grande squadra come Sennori. Andiamo a darvi un po' di statistiche. Vediamo quanti punti ha Saud. Tripla di Merella! Tripla di Merella, entra forse quando è troppo tardi, come spesso accade. E poi però occhio, fallo tecnico, non capisco se doppio tecnico. Coach Longano che va subito a ricuorare Cesaraccio, 31 punti in 33 minuti per Saud. Merella dentro, doppio tecnico, primo libero per Merella, secondo per Cesaraccio. Su 2 per Cesaraccio, 18 punti però sono davvero tanti. Verric palla in mano, tripla di Verric, primo ferro, rimbalzo e preda di Fiesoli. Puggioni si alza da 3, Stefano Puggioni, non entra la bomba, Puggioni fuori, nuovamente Fiesoli chiama lo schema, vuole attaccare Fiesoli fino in fondo, non trova i 2 punti e quindi game, set e match per la Coral Alghero che clamorosamente, quando vede verde, che sia Ferrini o che sia Sennori in casa, fa la voce grossa e vince gara 3 che vedrete domenica prossima probabilmente in quel di Sorso. 30 secondi separano la Coral da questa impresa. Sennori non era mai stata sconfitta da nessuno, c'era andata vicino alla Coral. Chiedo scusa, c'era andata vicino alla Torres ovviamente. Coral che invece riesce nell'impresa e avremo gara 3. Che bel momento con i tifosi sennoresi che cantano e incitano, anzi intonano il coro sennorese, perché sanno che c'è una gara 3
Onore alla Coral Alghero, applaudita da Capitan Merella. Coral che vince gara 2 col punteggio di 95 a 75, decisivo, uno splendido, immenso, unico Saud che realizza 31 punti. E quindi grazie amici a casa per averci seguito. Invasione di campo dei tifosi algheresi, sarà difficile intercettare Saud. Chiudiamo qui la nostra diretta con le immagini delle due squadre. Domenica saremo di nuovo a Sorso per gara 3.